Allineati e coperti sulla linea di Umberto Bossi e Giampaolo Gobbo. Sarà questo il leitmotiv della festa dei popoli padani domenica a Venezia. Ci saranno molti padovani che arriveranno in laguna con il treno, in auto e dal Campo San Pierese anche in battello. Io penso che quest'anno Bossi avrà qualcosa da dire ai militanti. È un momento, come sappiamo, delicato, sia a livello di governo centrale sia a livello di governo anche locale. Abbiamo visto proprio recentemente anche le proteste dei sindaci, però io sono dell'idea che la Lega è un partito che molto ha ottenuto nella sua azione di governo, è un partito che rappresenta solamente l'8% a livello nazionale e comunque il federalismo fiscale è stato uno degli importanti risultati che abbiamo portato a casa nel corso di questi primi 3 anni. Anche se negli ultimi tempi non sono mancate le solite dispute con il PDL e i malumori della base a San Vito di Cadore, senza dimenticare i distinguo sollevati dal sindaco di Verona Flavio Tosi. Io penso che dovremmo tutti quanti pensare che il movimento ha bisogno di tutti e dobbiamo lavorare per quello che è la linea che viene dettata dal segretario federale Umberto Bossi e del segretario nazionale Giampaolo Gobbo. Tutto il resto, tutte le precisazioni, distinguo così, mi sembrano veramente fuori luogo in questo momento.